Il problema vero è che qui dentro ci sono poteri occulti, voi bene, poteri occulti che non sono negatività, che la regione evidentemente non ha coraggio di superare, perché ci sono i primariati, perché ci sono gli organismi. Allora, ma come può essere un sindaco? Allora ha ragione Tavolo, lei faccia un esame di coscienza e non mi risponda. Lei pensa che se la Zaccariotto facesse il presidente, riuscisse a fare il presidente della provincia, gliene frega qualcosa del Portogallo? Ha tentato col tribunale, ha tentato con l'Inps prima di lui, cioè vuol dire è rischioso. Dopodiché pazienza, lei è convinto che la Zaccariotto è brava, è donna, è centrodestra, lei la vota, pazienza, però io non posso non dire, e mentre perché faccio politica, c'è una campagna elettorale, dico guardate che se c'è un sindaco che ha 40.000 abitanti, io ho un'esperienza di uno di 25.000, io lavoro 12 ore e non riesco a dare risposta a tutti, sarà anche donna, sarà anche brava, sarà anche un'eccezione, però 40.000 abitanti e dare risposte a 44 comuni credo che sia un po' difficile. Sono anche convinto che se la Regione Veneto dà 30 milioni di euro alla provincia per le piste ciclabili, ben prima di mandare a Portogallo, la manda a San Donato. Se mi fossi il presidente della provincia e sia sindaco del Portogallo, può mandare a San Donato e porto a Portogallo. Se a voi vi va bene così, e votate, cosa volete che vi dica? Dopodiché troviamo sempre il famoso epitafio. Spero che fra un anno e mezzo a prescindere si ricreda, non sarà troppo tardi, ma pazienza, nella vita si può anche sbagliare. Però questa è la realtà dei fatti, non me li invento, non è che voglio fare spot elettorali. Il problema della cera addosso è un problema ormai noto, stranoto e viganoto, così come il problema del centro commerciale. Io ho alcune registrazioni su questo è il telefono del comune, questo è il mio. Bene, questo telefono qua ho dato a loro per 3.000 punti sono 3.000 euro ed è personale. Se andate a prendere questo, io sono questo dei comuni, sono quello che spende di meno di telefono, di rimborsi spesa del comune da parte di tutti, andate a vedere sul pubblico, ma qui dentro ci sono anche le telefonate. Allora, sul problema della Cerebox, io quello che dico, quello che dicevo, è tutto qui dentro. Allora, io non conto balle, alcuni messaggi me li tengo, io non ho appartamenti, non ho regali, ma siccome qua il bar su Maga dice ritorno a prima, Fighetto che ho l'Argentina e regalarmi un appartamento, torno fuori di nuovo, va bene, perché mi diverto, bene, io sono uno che ha lavorato, ha girato tutta l'Italia, prende una pensione alta, sopra la media, non ho figli per mia disgrazia, non ho bisogno per mia fortuna, però se viene un cittadino a me come venuto oggi, non voglio fare populismo, che non hai soldi per l'ICI, se devo litigare con il dirigente gli davo 500 euro e pago l'ICI, perché sono fatto così, perché i soldi dell'indennità non ho bisogno. E quando faccio queste affermazioni la gente mi conosce dal 91, anzi la Bacchi mi diceva che ero stupido anche un C e avanti, che li avevo abituati troppo bene. Questo sono io, gli altri verranno a dire chi sono loro, punto. Non parliamo di cera addosso, non parliamo di ospedale e non scarichiamo responsabilità al comune, perché sennò torniamo a sempre ai sottopassi che di 5 uno l'ha fatto comune, gli altri 4 di competenza regionale sull'accordo di passaggio a livello sono di competenza regionale e non è partito neanche uno. Dei 2.750.000 della viabilità della Perfosfatti su 15, quelli del comune di Portogallo hanno già fatto la rotonda in via Stadio, stanno già facendo il parcheggio in fondo a via Arma e Cavalleria, perché attenzione se non perdi i soldi. 2.750. Quelli dell'RFI e quelli della regione non sono ancora partiti. E io non faccio discriminazione, perché il progettista è un candidato sindaco del centrodestra. Chiaro? Io non faccio discriminazione tra destra, centro-sinistra, affari, non affari. Io guardate, è lì, c'è scritto fuori. Allora basta, voglio parlare quello che voglio dire, io sono impuntato perché non riesco a confrontarmi. Non ho astio con te, voglio parlare di programmi, di cose, non ho sentito cosa si vuole. Questo è anche quello che ho fatto, quello che può essere. Ma scusa, posso? No, ma posso dirti una roba?
posso parlare, avere, allora, in democrazia... il sindaco è sempre responsabile, cioè, dopo che lavoro mi posso anche sbagliare, dopo il primario, sto dicendo un'altra roba, io sento l'esigenza di essere giudicato, posso, e sento l'esigenza di confrontarmi, posso, e sento l'esigenza di capire se questa roba che io ho scritto è falsa, realizzabile, è un bilancio ragionieristico, o se invece è un bilancio serio. E dall'altra parte ci sarà un altro programma che mi dirà questo è più serio, posso, perché la gente ha diritto di capire, se no torniamo al fatto che la democrazia non esiste, contano le parole, le amicizie, i rapporti, le relazioni eccetera, che non credo sia questo che abbiamo bisogno noi, ma mica guardo te perché così ho più confidenza perché vengo a trovarlo quando ti fa costa dentro viviamo su mare, ma mica perché non ho altri, ma non perché ho qualche particolare problema, anzi a me piace, io conosco tantissima gente di centrodestra o di centrosinistra o di centrodestra e viceversa che ho dei rapporti straordinari che forse aiuto più gli avversari che gli amici, però io sento solamente il bisogno di parlare, di confrontarsi. Poi c'era una terza domanda, c'era una terza domanda di Torino, che chiedo di soprassedere visto l'ora. No, che scusa Vittorino, Ivo Simonella, e l'abbiamo lasciata, e l'abbiamo data provvisoriamente al comune di Sastino perché è più attrezzato, abbiamo avuto una grande discussione se perdevamo qualcosa. Ti chiedo un minuto ancora se... Chiuso. Grazie a tutti per la volontà di rimanere a quest'ora. Volevo solamente